Eder. Mech. Pallister. Qualche settimana fa abbiamo detto che il secondo telefono di Liliana, il 12 dicembre, smette di funzionare per sempre. Certo, infatti così è. E lo ha usato, lei lo ha usato dall'1 dicembre al 12 per 213 volte. 213 volte ha fatto degli agganci a celle telefoniche varie, probabilmente per fare ricerche come lei faceva di tutto e di più. E poi cosa potrebbe essere accaduto? Chi lo sa, io posso immaginarlo, ma non posso dirlo qua. Secondo me lei non ha buttato via quel cellulare di sua iniziativa, lei è stato tolto, punto e basta, secondo me. Lei aveva il cellulare Samsung col quale faceva ricerche in internet e aveva l'iPhone col quale telefonava, questo era. Ma Il fermiamoci Samsung qui. ha smesso di fare ricerche nel 12. Che ferite aveva Liliana? Volto, c'è un infiltrato emorragico sulla tempia, sulla parte esterna delle mani, sì, come se si fosse difeso comunque da afferramento. Alla tempia? I nostri consulenti parlano di un infiltrato emorragico comunque presente, quindi dovuto a una percossa, parlano insomma di un colpo contundente. La frattura nasale, i consulenti della procura non riescono a datare, o meglio ancora non lo fanno, e parlano anche, fanno riferimento ad una frattura che potrebbe essere antica. Noi abbiamo avuto modo di parlare con i parenti di Liliana e nessuno Ricorda questo evento. tant'è che abbiamo chiesto un accertamento specifico. Poi ci sono le famose lesioni sulla lingua e sul mento. Questo il da consulente spiegare. della procura non lo spiega, fa riferimento a qualcosa insomma di, mettiamo tra virgolette, di strano, di particolare, però noi riteniamo, anche alla luce del fatto che c'era del sangue e quant'altro, che potrebbe essere compatibile con una mano sul mento, sulla bocca, per poi portarla a quella che è stata la causa del decesso, l'asfissia da soffocamento. Il dato è che, secondo la mia visione comunque nostra, andrebbero letti complessivamente gli atti, cioè parliamo di una persona che sta andando a suicidarsi, parliamo di una persona quindi che ha un fine, poi vengono rinvenuti tutti questi elementi, tutti questi segni sul volto importanti che non sono stati poi minimizzati in modo inspiegabile, perché risultano, e quindi andiamo poi a concludere alla fine. Si è trattato di un'azione, quindi c'è stata, anzi guardi, chiudo una parentesi, lo stesso medico legale di Sebastiano Visintin in un'intervista recentissima parla di un'aggressione, lo dice lui, quindi il consulente di Sebastiano parla di un'aggressione che Liliana ha subito, che probabilmente ha potuto poi portare ad un arresto cardiaco, insomma, ad un'agitazione. Parla poi di omicidio, non si sa se è omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, però di sicuro lo stesso consulente di Visintin ci dice che Liliana è stata vittima di un'aggressione. C'è un'assenza di elementi che portano a dirci un appuntamento a 2 ore dalla scomparsa, doveva vedersi doveva andare al negozio Wind e poi vedersi con Claudio. Siccome la procura cerca di spiegare quelle lesioni che ha sul volto con una caduta, non c'è una traccia di fogliccio, non c'è del terreno sul corpo. I vestiti di Liliana erano pulitissimi, integri, e né ci sono tracce di sangue comunque nell'immediatezza con quelli dove è stato trovato il corpo. Comunque adesso con questi approfondimenti noi veramente aspettiamo questi risultati. Allora, Torniamo al telefono di Lilli che si spegne improvvisamente. Ma cosa può essere successo? Chiede a me? Sì, chiedo a te perché Sebastiano è sparito. Allora, ecco, molto più semplicemente, Lili con quel telefono, che era il secondo, il numero 2, cioè quello con il quale faceva esclusivamente ricerche in internet perché è collegato ad internet, un tabulato che dice momento per momento il funzionamento di quel famoso cellulare Samsung di Lilli dal 1 dicembre al 12 dicembre, giorno per giorno, momento per momento, per dire nel giorno combinazione, nel giorno 1 28 contatti, nel giorno 1 dicembre, il secondo 24 e così avanti. Questi sono i contatti del cellulare di Lilli con le celle telefoniche ricercate. Cosa può essere successo? Banalmente e semplicemente, per conto mio, e lo dico, non mi interessa un piffero, perché sapete benissimo che non ho un pelo sulla lingua, dico sempre quello che penso. Loro hanno fatto baruffa, rientrati da grado, il 12 erano a grado, hanno fatto baruffa e lei glielo avrà scagliato dietro al marito perché lui era suo il cellulare, non di lei, era lui che li procurava, motivo per il quale in quel momento ha smesso di funzionare. Loro erano sotto baruffe continue in quel periodo.
E banalmente mi ha detto, dopo ti spiego, devo passare per la Wind. Probabilmente alla Wind andava semplicemente per prendersi un telefono finalmente suo. Tutto là, ma non ci vuole tanto. Questo non può essere non successo. Sebastiano, dopo aver parlato di suicidio, parla di un incidente, lo fa in particolare alla famosa albergatrice che in questi giorni è oggetto dei desideri di quarto grado. Noi abbiamo riportato fedelmente, così come il codice ci impone di procedura penale, abbiamo fatto le indagini difensive. La signora ci dà degli elementi che vanno a ricostruire e descrivono una situazione completamente diversa da quello che diceva il signor Visintin. Arriva a un momento in cui, al di là che ci sono, racconta di due litigi in due situazioni diverse, però è uno spunto importante investigativo che dobbiamo consegnare, perché al di là che non esiste questo rapporto idilliaco di cui parlava Sebastiano, ma anzi che c'è un aumento graduale di questo sfaldamento del rapporto, perché parlano di fino a quando, per arrivato a un certo punto, non andranno più nella struttura. E Liliana in modo chiaro chiede alla signora: voglio i letti separati perché io non lo sopporto più. Questo è quello che ci riferisce la signora, e noi l'abbiamo consegnato al pubblico ministero chiedendo alla stessa procura di voler approfondire l'argomento. Liliana aveva mai parlato di litigi col marito? Beh, niente più di tanto devo dire, perché è sensibile con me, si teneva dentro tutto, semplicemente, punto e basta. Sapevo qualcosa, ma probabilmente un centesimo del totale. Ecco, ogni tanto, qualche volta si è espressa, ma non in questi termini così di violenza, eccetera. Devo dirlo che non l'ho mai sentita, però l'atteggiamento lo denotava. Le testimonianze parlano di un atteggiamento remissivo nei confronti del marito. C'è stato un momento in cui ci descrive che in questo litigio, perché descrive il litigio, si è avvicinata questa signora per dargli una mano, perché aveva lanciato una valigia e Liliana ha stretto le spalle, non ha risposto, anzi la signora ha chiesto aiuto, ha chiesto se voleva aiuto per portare la valigia, non ha risposto, tant'è che gli è rimasta impressa questa scena. È un litigio, cioè, racconta di questo conflitto, poi i giorni successivi, insomma, quello che è successo non lo sappiamo. Abbiamo sentito Sebastiano ricordare il 66esimo compleanno di Liliana con tono afflitto e disperato. L'effetto è un poco, diciamo, è meglio non dirlo. Comunque giustamente sarebbe ora che Visintin pensi alla moglie, perché appena morta, appena sepolta, brindava in giro per l'Italia. Non è tanto credibile. Ci sono delle foto che lo ritraggono 2 giorni dopo il funerale, che brinda allegramente con una vostra collega col boccale di birra in mano. La foto ha girato, è in giro per l'Italia. Visintin non tanti giorni fa, anzi pochi, si è anche lodato di abbracciare il cuscino di Liliana, ce l'ha sempre accanto. Ebbene, quel cuscino non è quello di Liliana, perché la prima foto che è stata fatta di quel cuscino è rettangolare, gemello del suo. Adesso è quadrato e da un'altra tappezzeria, per cui il cuscino di Liliana non c'è. Il suo era rettangolare, questo è quadrato. Aiutavo la mamma a cambiare le fodere dei cuscini quando ero piccolo, e so che si cambiano e si lavano separate. Sì, però motivo lei dice la forma non è ho quella. Ho pensato anch'io che era cambiata la fodera, ma la forma quadrata o rettangolare è un'altra. E tu come hai notato questa cosa? Beh, la risposta corretta sarebbe dal mio video di ieri. Immagini che sono andate in onda, sono immagini che girano, non me lo sono inventato. C'ho le foto. Io da 2 anni e mezzo non mi sfugge niente. Io non ho dormito una notte pensando a quello che potrebbe essere successo. Una notte, questa ultima compresa. Per cui Sebastiano dice di essere uscito alle 7:54 e di essere stato presso varie pescherie, e ne conta 6, a consegnare o a ritirare i coltelli che poi dovevano essere affilati. L'ultima pescheria, che è in Corso Italia, da quello che ci risulta, insomma, non riscontra la presenza di Sebastiano. Ritrovano questi coltelli, però chi viene sentito dice: noi non l'abbiamo visto quella mattina, quindi probabilmente forse ci sarà stato la sera prima. E questo è importante per quello che ci riguarda nella ricostruzione dei fatti, senza voler accusare Sebastiano, che Sebastiano viene visto e quindi viene confermata la presenza fino alle 8:48. Dalle 8:48 alle 9:12, quando poi il telefonino, le celle telefoniche lo danno la presenza presso il laboratorio in via Donadoni, c'è questo spazio di circa 20-25 minuti e
le celle telefoniche di Liliana e di Sebastiano ci dicono che alle 9 circa si trovano in una distanza, insomma, vicine, il consulente parla a 1 minuto di distanza, quindi ci potrebbe essere un'ipotesi di contatto tra i due. È successo, non è successo, non lo sappiamo. Abbiamo consegnato questo elemento al giudice nell'opposizione, tant'è che anche in modo molto sincero anche gli stessi inquirenti, chi ha elaborato e ha studiato i tabulati telefonici, ha chiesto l'applicazione di un programma ben preciso per poter localizzare in modo corretto, preciso i movimenti che sono stati fatti quel giorno anche dai tabulati telefonici e dai telefoni. Sono l'uccellino dell'Abruzzone. È già stato tutto controllato. Anche alle 8:25, però abbiamo poi l'immagine di Liliana che esce per andare, insomma, a lasciare l'immondizia. Alle 8:25 il telefono di Sebastiano e il telefono di Liliana agganciano la stessa cella. Quindi comunque Il discorso è questo: la cella telefonica ha a che vedere con un ampio spazio, ecco perché sarà importante con l'utilizzo di questo programma riuscire a capire in modo preciso dove si trovavano. Quindi è un'attività che dovrà essere eseguita dagli inquirenti, insomma dalla procura, perché il giudice le ha ordinate. Le hanno già fatte, lo dico io che sono l'uccellino dell'Abruzzone. Molti invece sono convinti che Claudio Sterpin sia Jack lo squartatore. A voi risulta? Abbiamo fatto lo stesso lavoro, il collega l'avvocato Gentile nell'opposizione ha fatto lo stesso lavoro che è stato eseguito per le dichiarazioni di Sebastiano. Noi non abbiamo scelto, non lo scegliamo, anzi un responsabile. Tutti i soggetti coinvolti vicino a Liliana sono stati oggetto di approfondimento anche investigativo, e lo stesso lavoro che è stato fatto per Sebastiano e quindi per le celle telefoniche sono state fatte per quel che riguarda Claudio. Anzi, però Claudio abbiamo molti elementi che ci dicono che cerca Liliana quella mattina, fa varie telefonate al telefono di Liliana, tant'è che poi lui si presenta dall'amica Gabriella e dice: guarda che non ho visto Liliana, per favore puoi andare a casa a capire se Liliana è tornata. Va vicino casa quella mattina quando non vede, e Claudio lo può confermare perché ce lo dicono, e tutte le dichiarazioni di Claudio sono state riscontrate anche con le celle telefoniche, quindi quando dice di essere stato su un posto abbiamo un riscontro. Claudio aveva già venduto da tempo il furgone, il passaggio di proprietà è stato verificato dagli inquirenti, non avrebbe uno scooter, avrebbe una bicicletta però un po' in disuso da sistemare. La sua auto era ferma, lo conferma il GPS. Ci sono, come dicevo prima, ci sono degli accertamenti sui tabulati telefonici, di nuovo una rivalutazione di quello che è stato rinvenuto, insomma è ritrovato, parliamo dei vestiti, quindi si sta facendo una nuova indagine, tant'è che il giudice consegna alla procura ben 25 punti da approfondire. Mi ha detto Roberta che i 25 punti sono stati controllati e dati in conflitto, non ne sono stati rilevati. Quindi è come si riparte da zero e ricostruiamo di nuovo tutto, perché quello che è stato consegnato in questa fase non ci basta, neanche per chiedere l'archiviazione. Quindi il giudice non è convinto della ricostruzione che aveva dato la procura. Aspettiamo, ritengo che una parte, insomma, importante verrà ricoperta da parte della medicina legale. Chiedere giustizia se non c'è un'altra via. Cioè io voglio la verità, voglio sperare che la Procura di Trieste, cambiando indirizzo rispetto a quello che ha fatto 2 anni fa, io lo sto dicendo da più di 2 anni, voglio sperare, grazie a tutto quello che è emerso, ho veramente grande speranza che la verità emerga, altrimenti mi prendo e vado a Montecitorio, voglio la verità. Punto. È evidente che io mi auguro di no. Voglio sperare, Claudio, che venga fatta un'indagine come doveva essere fatta 2 anni fa. Zio Fulvio, tu non parli più? Sì, d'accordo. Mi pare che Liliana sia sparita da casa da 28 mesi, 29, 30, non so neanche quanti. E continua a venire fuori nuove teorie, rivelazioni, insomma, la telenovela continua, insomma, dai. Già con i dati in possesso si nota che il cellulare durante la giornata viene. Chi conosceva Lilly sapeva che il suo orario di uscita da casa era sempre più o meno quello. Infatti anche quando passava per il caffè,
L'orario a cui se ne andava era sicuramente sempre prima delle 9. Ricordo tante volte di averla salutata o vista dalla mia finestra, mentre riassettavo la camera, il suo scendere con piccoli e veloci passi, con sempre in mano solamente il sacchetto dell'umido, il cui contenitore si trovava all'epoca a pochi passi da casa. Insisto con il dire che quel giorno lei con i sacchi di immondizia era anomala, era loro consuetudine che se uscivano insieme con l'auto portavano i sacchetti all'isola ecologica, o li portava solo lui con l'auto, come logico. Per quanto penso io, bisognava scandagliare il cellulare di Lilly per vedere come nei 15 o 20 giorni prima esso si comportava, se lo spegneva quando usciva, poi lo riaccendeva, il contapassi a casa. Già con i dati in possesso si nota che il cellulare durante la giornata viene persino spento. Il lunedì mattina la cella telefonica aggancia via Giulia, centro commerciale, dove anche il più delle volte faceva i prelievi bancomat e dove sembra parli, la mattina del 13 con il presunto amante. Lei andava molto spesso a piedi verso il centro città, diverse volte passando con l'auto, le dicevo Lilly dove vai? Lei rispondeva verso il centro città, dai salta su che facciamo la stessa strada. Rimarco questo perché sono sicura che lei può essere salita unicamente con qualcuno che conosceva bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.